Buonasera a tutti e benvenuti a 4 domande A, l'appuntamento serale della pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore. Io sono Matteo Grigoli e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Brighenti Fausto, responsabile commerciale della Wallnet, e con lui parleremo di telecomunicazioni. Buonasera, signor Fausto. Buonasera, Tutto bene? tutto bene, grazie. Veniamo da un periodo impegnativo per le telecomunicazioni, o no? Abbastanza, è stato intenso, diciamo che noi abbiamo lavorato parecchio, quindi è stato un periodo intenso per noi. Ecco. Allora, prima di partire, spieghiamo cosa fa la Wallnet e del gruppo OBS Computers di Verona. Allora, Wallnet è una delle società del gruppo ABS. ABS Computers è nata 37 anni fa facendo informatica e computer che a quel tempo là non erano nemmeno PC compatibili, quindi noi servivamo la NATO di Napoli, di Roma, servivamo tutti i comuni che avevano computer particolari. Dopodiché l'evoluzione di questa, che noi facevamo inizialmente assistenza, dopo i clienti ci hanno chiesto di cominciare a comprare computer, abbiamo cominciato anche a vendere servizi di informatica, computer, stampanti e poi software e tutto quello che ci andava dietro. Poi successivamente l'evoluzione ci ha portati nel 2006 a creare una società, subito abbiamo creato il marchio Wallnet, che era un marchio di proprietà di ABS Computers, poi nel 2009 l'abbiamo creato proprio una società col nome Wallnet. E ora la Wallnet va per conto suo con tutte quante le linee, ma sempre parte del gruppo ABS come società. Il capogruppo è ABS Computers comunque. Ci sono altre società nel gruppo? Ci sono altre società, c'è la Naustec che è una società recente che fa marketing, comunicazione, e poi c'è la G0 che è praticamente una società che gestisce e progetta, diciamo, impianti con sensori che monitorano qualsiasi tipo di cosa possa essere utile. Ad esempio nel campo dell'agricoltura noi rileviamo l'umidità del terreno, la bagnatura fogliare, rileviamo tutte quante la temperatura, umidità, quindi ambientale, rileviamo tutta una serie di parametri, inclusa la pioggia, ad esempio quanta pioggia esce, e in base a tutti questi parametri, dando in mano tutti questi dati praticamente agli agronomi che gestiscono varie aziende, loro riescono a estrapolare quei dati che servono per stabilire se un determinato clima in un determinato posto, campo o terreno, è soggetto ad avere ad esempio dei parassiti tipo la peronospera per le olive, la mosca dell'oliva e tutta una serie di cose. La mosca dell'oliva ci sono delle telecamerine anche da mettere, però abbiamo tutto anche quel servizio lì. Invece Wallnet è praticamente la società che gestisce telecomunicazioni, quindi Wallnet vende e distribuisce linee internet, linee telefoniche, centralini telefonici e poi tutto quello che va dietro alla telecomunicazioni. Dopo facciamo anche telecamere, tra una e l'altra società montiamo impianti di videosorveglianza, tutti digitali con indirizzo IP, come sono anche i centralini, come è il tipo di telefonia che abbiamo, che è VoIP. Ho capito. Quindi durante il periodo del tutto chiuso, con l'aumento dello smart working, le telecomunicazioni, come vi ho detto prima, sono state veramente messe a dura prova. Che problemi avete riscontrato e come li avete risolti? Ma allora, noi abbiamo notato un incremento notevole dell'utilizzo di banda, cioè praticamente con quel discorso che tutte le persone, tutte o quasi tutte, lavoravano da casa in smart working, quindi facevano videoconferenze come stiamo facendo ora, facevano comunicazione con l'azienda collegandosi in VPN, quindi con i server che hanno in azienda, e lavoravano come se fossero in azienda però da casa. C'è stato un grosso utilizzo di banda perché da casa utilizzavano la linea per arrivare in azienda, dall'azienda utilizzavano la linea per arrivare a casa di tutti quanti i dipendenti che avevano questo tipo di attività da svolgere per conto della ditta. Ovvio che questo qua ha creato un enorme consumo di banda, è stato proprio una questione internazionale, e noi abbiamo fatto fronte a questo potenziando ripetitori, implementando banda sull'insorgente, abbiamo aumentato tutti quanti i collegamenti, intercomunicazioni tra i vari ripetitori, abbiamo implementato su richiesta per quanto riguarda aziende il potenziamento della banda in upload, specialmente che è quella che serve per dare più potenza all'utente che da casa si collega. Poi abbiamo
creato tante linee che prima non avevano gli utenti privati, perché ad esempio quando ad esempio uno usava le famose saponette, quelle lì avevano il traffico limitato e allora non avevano sufficiente banda per fare videoconferenze e lavorare in continuo 8 ore al giorno da casa, più dopo la sera magari, perché nella famiglia i figli guardavano i film e tutto, quindi l'utilizzo di banda era smodato rispetto a prima. E quindi con l'utilizzo delle saponette a traffico limitato questo problema qua è saltato fuori, quindi abbiamo cominciato a vendere parecchie linee anche a casa, abbiamo aumentato le linee appunto alle aziende e abbiamo creato comunque in poco tempo siamo riusciti a soddisfare le necessità dei nostri clienti. Abbiamo dato linee in alta qualità, perché noi lavoriamo con linee che sono praticamente in alta affidabilità per le aziende, perché abbiamo linee doppie che hanno l'antenna magari e la fibra, quindi la fibra principale e l'antenna di backup. Se dovesse succedere qualche tipo di problema, che perché ad esempio la fibra non funziona oppure c'è qualche scavano per sbaglio o rovinano la fibra facendo dei lavori, la linea nostra c'è un router di failover, commuta sull'antenna e quindi il cliente non rimane mai fermo. Quindi per le nostre aziende noi abbiamo linee in alta affidabilità, primaria, backup. Un servizio completo, E una domanda, si parlava all'inizio del periodo della crisi che ci sarebbe arrivato un finanziamenti per le famiglie, appunto per chi doveva implementare. Lei sa qualcosa di questo che lo Stato doveva dare? Oppure... Scusi, ma non ho sentito. All'inizio della crisi, appunto, c'era appunto il problema che tante famiglie avevano pochi giga appunto per aiutare i figli per la scuola, che poi lo Stato doveva implementare gratuitamente. Lei sa qualcosa di questo? Allora, ci sono praticamente dei finanziamenti, chiamiamoli, da parte del governo per quanto riguarda dei bonus, dei voucher da dare agli alunni per poter eventualmente implementare le loro tecnologie, se loro non hanno computer o cose del genere, e poter acquistare dei beni, dei computer, dei tablet per poter lavorare da casa. Adesso ce ne sono, cambiano un po', ci sono delle variabili, però comunque ci sono questi benefit qua che vengono dati dal governo e quindi bisognerebbe informarsi. Le scuole stesse sanno dare questo tipo di informazioni agli alunni in base anche ad ogni tipologia di problematica, insomma. Ok. Adesso passiamo a un altro settore che è tra i vostri clienti maggiori, quindi tutto il reparto hospitality, quindi penso ai bed and breakfast, agli alberghi, ai campeggi che sono dovuti rimanere chiusi. Come andate incontro alle vostre, quale sarà la vostra politica di sostegno nei confronti di queste aziende che ovviamente non hanno lavorato per 3 mesi, non hanno utilizzato le bande, non hanno utilizzato niente? Ma allora noi abbiamo implementato diversi sistemi per andare incontro a queste, diciamo, problematiche. Variano un po' dal tipo di cliente, dal tipo di attività che faceva e dal tipo di linea che aveva il cliente. Quindi a seconda di tutte le varie situazioni noi abbiamo trovato delle combinazioni adeguate per ogni tipo di cliente. Quindi noi in qualsiasi caso, in un modo o nell'altro, siamo andati incontro ai clienti che hanno richiesto e avevano necessità appunto di avere delle agevolazioni dovute al fatto che sono rimasti fermi oppure aprono più tardi, perché diciamo in linea di massima, da quello che ho capito, alcuni aprono a giugno, altri apriranno a luglio, ma grosso modo faranno una mezza stagione quest'anno, mezza stagione la fanno. Una parte di questi, diciamo, potrà accedere a delle agevolazioni ministeriali per cui verranno dati dei fondi per queste società qua che sono rimaste ferme, per cui una parte vengono, diciamo, aiutati anche dal governo e per quanto possiamo fare noi anche una parte li abbiamo aiutati noi, insomma. Ho capito. E quindi qualcosa andate incontro alle aziende, come è giusto. Ovviamente voi avete lavorato tanto nel periodo di tutto chiuso, qualcuno aveva lavorato di meno, facciamo una valle e un dosso fanno... Esatto, sì, perché ovviamente in certi casi ci si rimette, ma abbiamo cercato di agevolare un po' tutti, ovviamente nella speranza che il futuro poi vada meglio per tutti e che quindi ci sia poi la continuità successiva, insomma. C'è una domanda eccola qua, che ci chiedono: ma è vero che chi aveva contratti che garantivano di navigare ad alte velocità durante questo periodo di lockdown hanno riscontrato abbassamento di performance proprio perché veniva garantito a tutti un minimo di connessione? Cioè,
Sì, allora, una cosa principale che non tutti sanno, tutti gli utenti sanno, è che ogni linea internet ha un parametro che è fondamentale per dare il valore della linea ed è la banda minima garantita. La banda minima garantita è quella che determina alla fine il costo della linea, perché ci sono dei profilatori, dei sistemi che quando la banda non è sufficiente per erogare il servizio a tutti quanti gli utenti che sono connessi ad una determinata zona, ci sono dei sistemi di profilazione che ridimensionano la banda spartendola in base alla banda minima garantita. Per cui chi ha più banda minima garantita è quello che ha avuto meno calo. Le nostre linee fatalità sono tutte, perché noi abbiamo venduto sempre linee con banda minima garantita. Normalmente altri operatori non hanno la banda minima garantita o la danno molto piccola. Noi abbiamo su tutte le linee la banda minima garantita. Su quelle aziendali ne diamo ovviamente di più, su quelle per casa ce n'è di meno, però tutti hanno la banda minima garantita. Quindi questo ha fatto sì che in queste congestioni di traffico qua i nostri utenti hanno calato meno rispetto a altri. Ci sono di quelli che hanno calato molto di più, che non hanno la banda minima garantita perché contrattualmente comunque l'operatore è a posto. Sì, senza vedere alcuna scontistica per queste persone che avevano una riduzione di banda, perché appunto non avevano la garanzia. Sì, non credo che siano state, diciamo, dati sconti, perché comunque l'operatore era nel giusto rispetto contrattualmente, lui rispettava quelli che sono i parametri della linea che ha venduto. Perché se io vendo una linea dove non scrivo che c'è banda minima garantita, io anche se vado a 1 mega potrei avere una linea che va fino a 100 mega, ma se vado a 1 mega il cliente comunque è a posto per quanto riguarda contrattualmente. Ovviamente questo per noi è un po' diverso, però noi abbiamo sempre fatto una cosa un po' diversa rispetto ad altri operatori. Abbiamo sempre cercato di tenere una nicchia di clientela per poterla seguire meglio. Quindi noi forniamo banda a tutti quanti, le nostre linee hanno tutte la banda minima garantita, abbiamo tantissimi profili. Ma noi, guarda, abbiamo tantissimi profili, partiamo dalle linee più piccole, per dire linee che costano 17 euro al mese più IVA, che sono circa 20 euro, e hanno una banda minima garantita da 1 mega e mezzo circa. Poi andiamo su fino ad arrivare a linee per casa che hanno la banda minima garantita fino a 4 mega. Le aziende invece partono da 5 mega di banda minima garantita e salgono. Poi noi abbiamo anche aziende, forniamo delle linee che sono punto dedicate dove viene messa un'antenna esclusiva sul ripetitore che serve solo quell'utente lì. La banda minima garantita in quel caso lì è il 99%, è praticamente piena, perché parte la linea da lì, nessuno la usa e solo per quel cliente lì la linea è il 99% di banda minima garantita. E queste non sono le linee analoghe alla fibra ottica in casa, alle FTTH pura che viene portata in casa, per cui sono linee molto costose che sono però fatte solo da aziende, non sono fatte dai privati. Però ecco, noi abbiamo almeno una cinquantina di profili, almeno una cinquantina, perché poi possiamo farne anche di personalizzati e possiamo dare la banda minima garantita, la velocità in up, in down diversa a seconda dell'esigenza del cliente. Cioè noi, le nostre linee sono un po' a progetto, cioè noi facciamo la linea su misura per il cliente a seconda di quello che serve. Abbiamo dei paletti, però in questi paletti qua noi possiamo aggirare determinate cose e aumentare di più la banda o di meno, oppure passare a un profilo più alto se c'è bisogno di avere ad esempio la telecamera che deve mandare fuori i dati per cui serve una banda in upload più elevata, se c'è bisogno di lavorare da remoto per cui avere la banda più elevata, se c'è bisogno di fare un backup che l'azienda deve buttare il backup verso l'esterno, quindi banda più elevata in uscita. Cioè tutti i parametri che studiamo in prima di vendere la linea. Quindi noi la linea la vendiamo chiedendo al cliente prima cosa deve fare e in base a quello che deve fare gli diciamo guarda, per fare quello che serve a te ci sarebbe questa soluzione. Ho capito. Parliamo un attimino di Verona. Verona città, Verona provincia. Come è vista Verona città e provincia dagli altri operatori delle telecomunicazioni? E a parità di città, come siamo in Italia e rispetto a altre città europee dal punto di vista telecomunicazioni e collegamento internet? Ma allora, Verona, per essere una città provinciale, è comunque messa discretamente nel contesto nazionale, diciamo. Ovviamente Milano è la città più servita in assoluto, è quella che ha la velocità media più alta, i costi della banda più bassi. Poi ci sono altre città grandi tipo Torino, Roma, Bologna, ecco. Però nel suo piccolo Verona è comunque una delle città
più ben servite. Sarà perché sulla dorsale che viene giù dal Brennero, quindi i collegamenti con le nazionalità del nord, quindi è diciamo, una strada molto, molto frequentata anche da aziende che devono importare e esportare materiali, per cui ci sono molte aziende a Verona grosse che fanno import e export con la Germania e con il Nord Europa. Quindi è una zona, diciamo, messa discretamente per quanto riguarda la nazione Italia. Se poi paragoniamo Verona o comunque tutta Italia al resto d'Europa, lì siamo molto indietro rispetto al resto d'Europa. Siamo molto indietro perché siamo partiti troppo tardi a fare le infrastrutture rispetto a altri hanno investito di più e sono partiti prima. Noi siamo partiti tardi, quindi stiamo rincorrendo, noi saremo sempre alla rincorsa su questo. E abbiamo migliorato tanto negli anni e siamo aumentati sempre di più sul servizio e la banda fornita ai clienti, però se prendiamo una Svizzera, un'Olanda, in Inghilterra o tante aziende, cioè tante nazioni di quel tipo lì hanno linee molto performanti, servizi dappertutto. Mi ricordo, sono stato in Olanda, io c'era internet, ma parliamo ancora di 10 anni fa, c'era internet sui pullman, quindi uno si collegava a internet simmetriche, linee simmetriche sui pullman che giravano per la città di Amsterdam, quindi qui era fantascienza 10 anni fa. Adesso si fa tanto parlare del 5G, sa se gli altri paesi europei come si stanno muovendo, che cos'è il 5G, come se porterà a un maggiore inquinamento elettromagnetico, se aumenteranno se sa qualcosa come tecnico di telecomunicazioni rispetto a noi profani che viviamo di notizie prese da internet, però c'è di tutto e di più nel mondo di internet. Magari lei è un po' più... No, ma c'è di tutto di più, ma comunque anche noi che siamo molto informati di questo, perché sono cose che stanno ancora a livello sperimentale qui, quindi non è ancora partito niente, per cui non c'è dato sapere nulla di particolare. Quindi se fanno male, se fanno bene, questo non lo sappiamo, non possiamo neanche pensare se possono essere o no nocive, perché non avremo un basamento logico e tecnico per poter fare una considerazione del genere. Quindi so che c'è, si implementerà, o perlomeno vorrebbe essere implementato, però non so esattamente in che termini e se questa tecnologia poi sarà nociva oppure no, questo proprio non lo so. Comunque mi sembrava che a un'antenna dei 4G corrispondano 4 antenne 5G, una roba del genere, perché sono più brevi, più alta frequenza. Sì, esatto, ma il concetto della tecnologia della trasmissione è che più apro e aumento la frequenza, meno strada faccio, per cui servono più antenne per poter fare la stessa zona di copertura. Quindi questo è un dato di fatto che è cambiato anche, per dire, con la stessa ADSL. Le prime ADSL facevano 6 km circa, 7, anche 8 circa. Quelle nuove fanno 600 metri, 800 metri, quando sono tanti, già 1 chilometro è meglio non usarla perché siamo proprio messi male. Quindi più alziamo la frequenza, più la velocità è elevata, però facciamo meno strada, perché gli ostacoli, in questo caso, nel caso della ADSL e la VDSL, insomma, l'ostacolo è il rame, quindi, perché l'ultimo pezzo, che è quello che parte da dove c'è la fibra, dalla torretta e arriva in casa dell'utente, è rame, e quello lì c'ha una piccola dispersione. Più è lungo il rame, più la dispersione aumenta. Quindi una volta era meno con linee, diciamo, che erano più basse frequenza, con segnali, diciamo, diversi, potevano fare più strada, percorrere più strada sul rame. Invece con quelle di nuova tecnologia portano molta più banda, però la strada si è ridotta, si è ridotto, diciamo, il range che parte dalla torretta e va dagli utenti, quindi hanno dovuto comunque aumentare le torrette e renderle più capillari per poter portare questa linea qua agli utenti. Da profano, quindi dovrebbe aumentare, tra virgolette, un inquinamento elettromagnetico. Da profano. Ma allora ci saranno più antenne, questo è poco ma sicuro, quindi se parte questo discorso qua del 5G devono mettere più antenne per fare la stessa copertura. Poi se sono nocive di più o di meno, questo non lo so, non bisognerebbe essere scienziati e misurare, fare, brigare, non so. Altre due domande che ci giungono. Una, perché in Svizzera l'internet nelle gallerie funziona e in Italia no? E un'altra, adesso che il lockdown non c'è più, come è cambiato il consumo di rete?
Allora, in Svizzera o comunque anche in altri posti dove internet va nelle gallerie, perché mettono delle antenne dentro nelle gallerie apposta per fare questo servizio qua. È un po' come hanno fatto nelle gallerie dell'Autosole, che mettevano le antenne per sentire la radio, quella che dà le indicazioni del traffico, che adesso non mi ricordo neanche più come si chiama, Isoradio, e Isoradio. avevano Isoradio. cablato tutte le gallerie con le antenne interne, per cui quando entravano nelle gallerie uno non cadeva il segnale. Ecco, la stessa cosa identica hanno fatto per quanto riguarda internet, quindi hanno messo delle antenne per propagare internet all'interno delle gallerie. Per quanto E invece per quanto riguarda il consumo, adesso che non c'è più il lockdown, che hanno ripreso tutti a lavorare, com'è allora, tornato il consumo? il consumo più o meno è abbastanza simile, calato di pochissimo, anche perché molte aziende ancora tuttora stanno facendo lavorare a turni per ridurre l'ammassamento nelle aziende. Magari erano uffici stretti, c'erano troppe persone negli uffici, fanno lavorare alcune persone a casa e alcune in ufficio, che poi alternano, per cui comunque c'è un utilizzo adesso da remoto, quindi alcune ditte, tante, stanno facendo lavoro anche da casa. Perfetto. Io per il momento non ci sono altre domande, quindi la ringrazio enormemente, signor Brighenti, per la disponibilità, per questo averci chiarito molte cose su questo consumo di internet durante questa fase e alcune notizie su quello che andiamo incontro. La ringrazio ancora, magari in futuro ci risentiremo con qualche altra domanda. Io le auguro una buona serata e auguro a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito a tutti una buona serata e arrivederci domani sera. Grazie a Grazie voi, mille. buona serata a tutti quanti e anche agli ascoltatori. Bene, grazie, saluti. Grazie.